Babbo era baccaggio e faceva l'orto e si occupava, aveva i cavalli, aveva i sumeri, aveva le vacche. Passavamo sul tempo a cavallo, che ci voleva per andare alle proprietà che ne avevamo, ci voleva un'ora e mezzo, ora ci vuole 5 minuti in vettura. E andavo in chiesa greca. Avevo amici che andavano in chiesa latina, ma io andavo in chiesa greca, ma io ho imparato così. E a chiesa so che ha potuto tenere la colonia per 350 anni. Faceva 350 anni, 1676 che li sono giunti i greci. Vai a dire un affare. Io quando andavo a Renno mi imbattevo perché dicevano un greco e quando parlavo un cardiese mi imbattevano perché dicevano il rennese, perché mamma era di Renno e babbo di cardiese, dunque Renno e cardiese la guerra è stata sempre la guerra, mica. Io sono contento di essere lui, io non ho mica problema. Quelli di 20 anni, enfin, la libertà, in più c'era stato 68, donc c'era un soffio di libertà. Un altro spirito era obbligatorio. La gente si conosceva, diceva, ma chi da testa gli conosce il passo. Vuol dire che quando e poi era vera, quando un tipo marciava, un marcia mica, tutto il mondo marcia mica di testa. E quando lo passava davanti a poi, mica la c'era le villa, ma quando non c'era mica villa, quando era un paese cardiese, anche i tre arterie, diciamo, le tre strade. Tutto il mondo, c'era 400 persone nel paese. Allora ce n'è 1300, 1400, mica di stessa. Ci riunisciamo un passo. Io non credo mica, non credo nulla. Io preferisco la vacca andando, allora sono curato, il tempo che aspetti, che non aspetti chi per passare, sono curato un po' mia così. Più droga e per il resto qualche pasticcio di tanto in tanto e basta.